Cambia il percorso della tradizionale Via Crucis che si tiene la mattina del Venerdì Santo a Favara. I simulacri del Cristo sofferente con la croce addosso e della Madre Maria Addolorata con al seguito i fedeli hanno percorso Piazza Cavour per poi dirigersi verso la Chiesa Madre. Da lì in via Vittorio Emanuele e poi su verso il percorso che da via Umberto porta verso piazza Capitano Antonio Vaccaro, dove sorge il Calvario. 14 le stazioni di dolore e passione del Cristo. Buona parte di queste hanno fatto tappa nei pannelli posizionati proprio in questi giorni a Favara. Le installazioni artistiche ripercorrono la Via Crucis di Gesù, giunto infine alla croce per i peccati dell'umanità. In piazza Cavour sono stati posizionati in via provvisoria dei quadri che raffigurano le prime stazioni. Le ultime 3 stazioni fanno invece parte integrante dei riti del Calvario. Presenti ovviamente, oltre ai parroci favaresi guidati dall'arciprete Don Giuseppe D'Oriente, anche le istituzioni cittadine. L'omelia quest'anno è stata affidata a Fra Salvatore Di Bartolo, che ha colto l'occasione per affrontare il tema della famiglia oggi. Sicilia TV, tenendo conto dei tanti favaresi fuori sede o impossibilitati, magari per impegni o motivi di salute, a seguire il tradizionale evento, ha ripreso integralmente la Via Crucis. Le riprese integrali verranno riproposte nel corso della nostra programmazione. Intanto questa sera la tradizionale Spartenza.